e. Pa, pa. Pa, 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 pa. E. 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 E.
Buonasera a tutti, vi chiedo di accomodarvi così possiamo iniziare questa tavola rotonda, questo appuntamento prima di andare a godere la mostra, che è l'occasione di questo nostro pomeriggio. Prima però facciamo una riflessione sull'ecosistema ibrido del futuro. Parliamo del tappo di sughero, ma parliamo in realtà di un mondo che guarda alla sostenibilità come presente ma soprattutto come futuro. Per iniziare io voglio chiamare qui con me Carlos Santos, amministratore delegato di Amorim Cork Italia, che è un po' il padrone di casa. Grazie. Da dove è partita anche l'idea, da dove è partito tutto. Allora Carlos, intanto grazie. Grazie di averci dato la possibilità di essere qui in questa bellissima, tra l'altro, sala, e avremo modo adesso appunto di gustarci anche la mostra che parte dal sughero, ma guarda diciamo al futuro. A te la parola e poi magari chiamiamo anche l'amministrazione comunale, ma prima giusto 2 parole a te. Grazie Michaela e buongiorno a tutti, buon pomeriggio. E per me è un onore essere qui oggi con voi, perché questa è, e soprattutto avere questo parterre di relatori. E oggi diamo inizio a un'altra bella storia, una storia che il nostro gruppo ha iniziato nel 1870, perché abbiamo compiuto l'anno scorso 150 anni. Oggi ho anche l'onore di avere qui con me il presidente del gruppo Amorim, la 4ª generazione, e oggi è l'inizio di una bella storia. Perché? Perché si parla tanto di sostenibilità, ma tante volte le persone non capiscono cosa vuol dire la sostenibilità. Il modo più facile, più semplice di definire la sostenibilità è quello di lasciare ai nostri figli un mondo simile a quello che noi abbiamo ereditato dai nostri genitori. Io credo che questo è il nostro compito come manager, come imprenditori, come persone, e oggi noi diamo inizio a questa bella storia, che è la storia che racconta, ma non solo la storia del tappo di sughero che voi avete stappato a migliaia, e dopo questa zona il vino è sempre stato un grande protagonista, ma avete stappato a migliaia e non vi siete mai tante volte chiesto ma da dove arriva questo tappo qui? Questo è un frutto o è un qualcosa di diverso? Invece è un qualcosa di diverso, è un qualcosa di unico che noi racconteremo in questa mostra che andremo a vedere, ma soprattutto andremo anche a raccontare cosa abbiamo deciso di fare con il tappo di sughero usato. Perché anche questo fa parte della sostenibilità, cioè preoccuparsi con il fine vita dei nostri prodotti, andare a capire come io posso creare un'utilità a partire da quello che teoricamente non serviva più a nulla. E allora, ed è questo, cioè, e oggi iniziamo questo percorso con un talk show che parla proprio di sostenibilità, con dei protagonisti di eccezione che dopo Michaela presenterà, e sono molto onorato di averli qui, sono molto onorato di avervi anche voi qui. Abbiamo purtroppo dovuto rispettare quello che sono le norme che ci impedivano di avere più di 80 persone in questa sala. Non è stato facile scegliere ognuno di voi, perché io avrei scelto 400-500 persone, ma purtroppo questa era la limitazione. Ma voi siete probabilmente, per un motivo o per l'altro, le persone che ci stanno più vicine, le persone che sono state protagonisti in questo progetto, le persone che pensano anche come noi. Perciò un applauso soprattutto a voi per essere qui oggi. Grazie. Grazie Carlos. Volevo chiamare qui con noi per un saluto a nome dell'amministrazione comunale l'ingegner Mario Bortolot, dirigente dei lavori pubblici e della cultura del comune di Conegliano. A lei la parola, grazie intanto di ospitarci in questa bellissima sala. Sì, buonasera, sono un po' intimorito, come si dice, da questo parterre di esperti. Ecco, intanto d'ordine del sindaco, come si dice, quindi d'ordine del commissario prefettista che fa le funzioni di sindaco ancora per poco, fino ad ottobre. Porta i suoi saluti e si scusa per non essere venuto perché è impegnato in altri impegni, viceprefetto anche, quindi Conegliano ha anche altri impegni da seguire, quindi mi pregava di scusarlo e di portare il plauso per questa iniziativa. Ecco, io sono un tecnico, come ha presentato la signora, quindi non sono né un grande parlatore, però il problema del riciclo, magari 2 minuti ve lo dico come lo intendiamo noi, il comune Conegliano. Sono tanti anni che si parla di ecosostenibilità. Da buon tecnico dico che quando sono nato io eravamo 3 miliardi di questo mondo, adesso siamo 8 miliardi di persone, la Terra è sempre
6.370 km di raggio, la superficie le 4 volte il cerchio massimo, e quindi dobbiamo starci su quella superficie come ci stavamo 50 anni fa, quindi è più difficile, bisogna usare le risorse in maniera opportuna. Io non dico, portare l'esempio che faceva sempre mia madre, che quando lavava il radicchio, poi con l'acqua di radicchio irrorava le piante, che bisognerebbe tornare a quei concetti, perché l'ecosostenibilità va avanti anche sulla base di quegli esempi. Brevissimamente vi dico 2 cose come sostenibilità per quanto riguarda il Comune Conegliano, senza parlare di urbanistica, che non è il mio compito, se no dovremmo parlare di riuso del territorio zero, e quindi rispetto. Parlo solo da rude ingegnere, quindi che fa cemento armatico, come si dice, no? Mi viene in mente, sono qua da 25 anni a Conegliano, quando avete fatto quella zona industriale in cui ci siete anche voi con la sede dell'Armoring Cock, lì era una zona molto ghiaiosa, tutto il cascame di terreno che non era utilizzabile per fare sottofondi è stato utilizzato per fare quella preziosa scarpata che fa bella la nostra zona industriale venendo dalla strada statale 51, cioè da lì per Tosano. Quella era un'idea che era nata all'ufficio tecnico, ero ancora a metà tra Vittorio Veneto e Conegliano quando abbiamo fatto questa roba qua. Poi negli anni 2000 come Comune Conegliano siamo stati tra i primi che ha fatto la raccolta differenziata e quindi il prototipo delle azioni virtuose per fare sostenibilità. Successivamente nell'ufficio che io coordino, se venite, c'è un bel cartone dove si riciclano i tappi, quindi l'abbiamo fatto ancora da circa 5-6 anni fa con un'iniziativa che era partita con la Savno, che ci fa il servizio, quello di raccolta differenziata, e da ultimo, se no poi vi tedio troppo, mi scuso anche se ho detto qualcosa di troppo tecnico, magari non in linea con, cioè in linea con la sostenibilità. Mi viene in mente questi arredi, questi complementi d'arredo che avete qua, che poi mi pare siano quelli che esporrete nella vostra sala, ecco, fatti con trucioli e quindi trucioli di sughero poi assemblati, no? Mi fa venire in mente un lavoro prezioso simile, perché il risultato è quasi uguale, che abbiamo fatto sulla pista atletica l'anno scorso, dove abbiamo messo 100.000 chili, cioè 100 tonnellate di gomma riciclata, erano tutti pezzettini così, e poi accorpati, che fanno la pista, il tartan, quello che si usa. Ecco, quello lì è un altro esempio, l'ultimo, di applicazione di tecniche sostenibili riciclando materiali. Poi non vi tedio con le Grazie mille intanto, assolutamente. Con la legna, con gli isolanti. Ecco. Grazie mille a nome per dell'amministrazione, assolutamente. Attività che fate e all'impresa che crea valore aggiunto, sia come cultura, che come idea, che come lavoro per tutti. Grazie. Grazie mille, assolutamente, grazie a voi per l'ospitalità. Lascio qui il microfono e vado a sedermi, perché così diamo vita alla nostra tavola rotonda. Ospiti di rilievo, adesso ve li presento. Abbiamo già conosciuto Carlos Santos, che ha presentato Antonio Rios de Amorim, che è presidente del gruppo Amorim. Poi abbiamo Maria Cristina Piovesana, di Confindustria a livello nazionale, tra le altre cose ha fondato il gruppo Sostenibilità. E Stefano Zanetti, presidente del consorzio Prosecco Doc, Stefano Pistoni, mondo delle etichette, e Maurizio Riva, grande artigiano della tradizione dell'innovazione, ma poi li conosceremo. Doveva essere con noi, purtroppo non è qui con noi, Riccardo Cottarella di Asso Enology, il più grande consulente in Italia, scelto dal Vaticano per esempio per creare la vigna del Papa. Doveva essere con noi, ma purtroppo, come sapete, siamo in piena pandemia e un membro della sua famiglia era positivo, lui ovviamente è in quarantena, si scusa veramente. Avrebbe voluto essere qui, ma lunedì potrà uscire, ormai non c'è più tempo. Allora, intanto detto questo, io ringrazio gli ospiti e voglio iniziare questo nostro
incontro dando naturalmente la parola alla Presidente, che ci apre un mondo in cui la sostenibilità è la parola d'ordine, un mondo importantissimo, quello di Amorim. Solo per dare alcuni numeri, il gruppo ha 6.000 ettari di proprietà e l'obiettivo è quello di arrivare a 40.000, se non sbaglio. Allora io le chiedo subito che cosa rappresenta la parola sostenibilità per il gruppo Amorim, visto che oggi vogliamo entrare proprio nel vivo della parola, che non rimanga solo una parola, ma che sia qualcosa di concreto. Ok. Scusate mi italiano, però l'insistenza di Carlo non mi ha permesso di dire no, di essere presente qui con voi in questa bella iniziativa. Il sughero ha la fortuna di essere un prodotto assolutamente per definizione naturale fra sue origini, ossia non si taglia un sugherete, si taglia la cortica, si decortica la corteccia per la prima volta 25 anni dopo la plantazione della pianta e dopo si decortica ogni 9 anni per una durazione di una pianta che può fare 200-250 anni. Ossia, per definizione abbiamo un prodotto assolutamente unico di un punto di vista di sostenibilità. Per ogni tonnellata di sughero che si raccolta, si ha catturato 73 tonnellate di CO2, ossia il sugherete contribuisce per il benessere del pianeta e soprattutto il prodotto in sughero hanno tutto un carbon footprint negativo, ossia un tappo di sughero può rappresentare una cattura di 400 grammi di CO2. Se pensiamo che la produzione di una bottiglia di vetro rappresenta più o meno 400-450 emissioni di CO2, significa che una bottiglia di vino con sughero o senza sughero può migliorare o no la carbon footprint della bottiglia di vino di un 29 o di un 30%. Ossia, questo è molto significativo perché i supermercati sono tutti molto impegnati in fare un bilancio di carbono neutro o negativo. Per questa ragione dove fare la promozione di questo tipo di prodotto. Questo è un fattore che è molto importante. La biodiversità che c'è connettata con il mondo del sughero, della floresta, è anche un altro grande punto positivo. Il sussolo del sugherete c'è in Portogallo e in Spagna la zona che hanno più di riserva di acqua. Perché? Perché questo terreno è stato immobilizzato durante 150, 100 anni, 200 anni, se permette di creare riserva d'acqua nel sussolo. E questi sono fattori assolutamente diversi del sughero comparativamente con altri prodotti, soprattutto con altre chiusure di sostituzione. Ossia, il sughero apporta al vino un grado tecnico, apporta al vino un'immagine premium e apporta al vino un contributo negativo di un punto di vista del footprint, del carbon footprint. In più, noi fra il mondo del sughero abbiamo lo che chiamiamo un'economia circolare praticamente perfetta. Perché? Perché cominciamo con i tappi monopezzi. Per produrre i tappi monopezzi di ogni 100 kg di sughero abbiamo più o meno 25 kg di tappi, però dopo questo subprodotto andiamo a fare altri tappi. Della subproduzione di questi altri tappi facciamo pavimenti, facciamo isolamenti, facciamo nuova applicazione. In questo momento abbiamo l'utilizzazione del sughero con Nike di calzatura, scarpe sportive che arrivano a un fin di vita e loro prendono queste scarpe, fanno una triturazione, dopo facciamo un assemblaggio con il sughero per fare un sottopavimento, ossia siamo a vendere questo prodotto Nike Grind con sughero. Ossia, il sughero, in industria del sughero, 100% che arriva dalla floresta
100% che è utilizzato. La polvere del sughero permette di dire che il 60% del consumo di energia arriva dalla propria trasformazione del sughero, ossia niente è mezzo in... Non si butta via nulla. Sì, tutto è utilizzato. E solo falta un piccolo punto. E Carlos ha detto, e questo è molto importante, cosa facciamo noi con il sughero in fin di vita? Con un tappo di sughero nella casa da voi, nella cantina, nel ristorante. E questo progetto di riciclaggio dei tappi di sughero che per noi è la forma di finire questa economia circolare. In Portogallo abbiamo fatto un lavoro insieme con la più grande supermercato da Portogallo e l'anno scorso abbiamo fatto il recupero di 160 milioni di tappi. Solo per fare un'idea, Amorim produce e vende al giorno 26 milioni di tappi, ossia 180 milioni di tappi sono tanti, però se facciamo una comparazione con la produzione e la vendita che facciamo ogni giorno, parliamo di 6 o 7 giorni. Carlos fa meglio perché fa 10 giorni di sue vendite, 30 milioni di tappi è lo che per il primo anno. Noi siamo già in Portogallo nel terzo anno con questa attività. Però questo per noi è un prodotto, è un processo molto importante perché purché un tappo in fin di vita è per noi materia prima. È per noi materia prima. Possiamo sviluppare un congiunto di altre applicazioni. Adesso mettiamo il sughero nell'industria aerospaziale. Noi lavoriamo con NASA, lavoriamo con SpaceX per fare il lancio di satelliti in spazio. Questo sughero di tappi riciclato può essere utilizzato per questo tipo di utilizzi. Per noi è abbastanza importante di finire e determinare tutto questo. Però per questa ragione io penso che il sughero non è insostituibile nel mondo del vino, è un valore aggiunto, tecnico, di premium immagine e soprattutto di sostenibilità ambientale. Però la sostenibilità non è solo all'ambientale, la sostenibilità è l'equilibrio di 3 fattori: l'ambientale, il sociale e l'economico. E c'è una discussione nel mondo per dire che ha una quarta fattore che è la cultura. E noi siamo in una sala, Bellissimo. in un paese dove io penso che dobbiamo mettere questo quarto fattore di equilibrio per creare ancora più di valore aggiunto alla sostenibilità. E il vino, diverso di tutte le altre tipo di prodotto, è un prodotto di cultura anche. Per questa ragione io penso che la sostenibilità e questo casamento storico entre il sughero e il vino sono lì per durare molto tempo. Grazie assolutamente anche per aver parlato del vino come cultura, ma tra l'altro Carlos non mi aveva raccontato tutte queste cose, quindi per me è stato accresciuto di cultura, diciamo, sul tappo e sul sughero. Le faccio dopo un'altra domanda rispetto alle foreste, perché magari faccio un giro di domande, perché voglio dare la parola a Maria Cristina Piovesana. È stata eletta nel 2014 presidente di Unindustria Treviso, prima donna a ricoprire questo incarico tra le confederazioni del Veneto, e ha gestito la fusione con Confindustria Padova, che ha portato alla nascita della nuova associazione Assindustria Veneto Centro. Oggi è vicepresidente di Confindustria con delega all'ambiente. Durante il mandato come presidente di Unindustria ha creato il gruppo Sostenibilità, di cui Amorim fa parte da anni. Allora le chiedo proprio il perché si è voluto creare un gruppo Sostenibilità, come ha lavorato e come sta lavorando, e soprattutto quali sono gli obiettivi futuri. Intanto grazie per questo invito e buongiorno a tutti voi, è veramente un piacere essere qui oggi. Io penso che più si parla di sostenibilità e ci chiariamo su che cosa si intende per sostenibilità, e meglio è, perciò ben vengano occasioni come queste. Tra l'altro complimenti per il suo italiano, perché sì, davvero merita un applauso solo per questo. La parte più difficile.
Benissimo, io sono diventata presidente di Un'Industria Treviso allora nel 2014 e ho semplicemente fatto mia quella che era una sensibilità già di molti imprenditori della nostra area, e cioè quella di creare un gruppo sostenibilità che promuovesse un tema del quale allora non si parlava, perché nel 2014, cioè oggi col Green New Deal, col PNRR, è diventato effettivamente un argomento del quale si tratta ogni giorno e ognuno di noi cerca di approfondire, ma allora nel 2014 era effettivamente una novità, tant'è che siamo stati la prima associazione che ha promosso un'iniziativa di questo tipo. Come l'abbiamo promossa? Non con convegni, non con convegni, ma con momenti di incontro tra imprese che avevano la stessa sensibilità. All'inizio una decina sono state le imprese e poi mano a mano, e Amorim ha sempre fatto parte tra l'altro di questo gruppo, e mano a mano questa sensibilità, insomma, siamo riusciti a farla crescere e oggi sono circa una quarantina le imprese all'interno dell'associazione che partecipano al gruppo sostenibilità e che promuovono anche presso le altre imprese, adesso sì con la sensibilità comunque anche del nuovo presidente Leopoldo Destro, promuovono convegni, momenti di incontro per far sì che cosa? L'obiettivo di Confindustria è che noi oggi abbiamo sentito parlare del sughero e abbiamo capito che il sughero è un prodotto per sua definizione che è sostenibile e che può chiudere perfettamente il cerchio di un'economia circolare. Ma l'obiettivo di Confindustria è più ambizioso. Prima di tutto è quello di lasciare un territorio e di lasciare un'economia migliore di come l'abbiamo trovata, per cui questo è quello che noi vorremmo fare. E contemporaneamente però portare tutte le imprese a essere sostenibili, ad avere questo tipo di sensibilità, ma ogni impresa a trovare quella che è la sua strada sostenibile, perché noi siamo anche grandi produttori di plastiche, noi siamo grandi produttori di componenti per automobili, cioè in Italia si produce praticamente di tutto, un paese fortemente trasformatore. Ecco, in questo percorso nessuno deve essere lasciato indietro e ognuno deve riuscire a trovare la sua strada. Sostenibilità, concordo perfettamente con quanto è stato detto dal Presidente. Anche per Confindustria significa una sostenibilità che deve essere chiaramente ambientale, ma non dobbiamo fermarci lì. Deve essere anche economica, perché abbiamo la necessità che le nostre imprese comunque continuino a produrre ricchezza, perché la ricchezza può essere distribuita e può allo stesso tempo essere reinvestita per creare quegli impianti e quei processi produttivi che permettono a tutti di fare vera economia circolare. E poi c'è il tema, oltre all'ambiente e all'economia, c'è il tema chiaramente della sostenibilità sociale, ovvero sia far sì che in questa transizione, che se non ben gestita potrebbe portare anche a problemi dal punto di vista sociale e occupazionale, ecco, l'impegno di noi imprenditori e della Confindustria in particolare è proprio quello di far sì che non vengano persi i posti di lavoro e che anzi, attraverso i nuovi posti di lavoro che si possano creare, trovino realizzazione anche i nostri giovani che sono molto sensibili a temi di questo tipo. Aggiungo che Confindustria ha voluto una delega all'ambiente, alla sostenibilità e correttamente alla cultura, perché la cultura è ciò che effettivamente accomuna tutti noi e parla anche la sostenibilità è comunque cultura e significa lasciare, dicevo, un mondo migliore di come l'abbiamo trovato, ma allo stesso tempo difendere quella cultura, quel patrimonio che noi abbiamo ereditato e che abbiamo il dovere come Paese di riuscire a valorizzare in maniera ancora più importante rispetto a come stiamo facendo oggi. Le chiedo solo una cosa, a che punto siamo? Nel senso che Amorim Cork ovviamente è un modello probabilmente, le altre imprese come sono? Siamo a questo livello? A che punto siamo? Beh, diciamo che noi italiani siamo conosciuti per essere dei grandi innovatori e abbiamo dovuto esserlo per quanto riguarda anche l'economia circolare, anche per necessità, nel senso che noi non abbiamo molte materie prime, anzi il nostro paese è povero di materie prime e perciò i nostri imprenditori già da tempo si sono, diciamo, organizzati o hanno immaginato come far sì
che ciò che è rifiuto diventi invece una materia prima seconda. E in effetti noi a livello di dati siamo effettivamente riconosciuti a livello europeo come quelli che oggi hanno un'economia circolare sicuramente più sostenuta e riescono ad utilizzare al meglio quella che è la materia prima, proprio perché per noi non va sprecato niente. Abbiamo un costo dell'energia molto più alto rispetto ai nostri competitor europei, abbiamo un costo del lavoro con un cuneo fiscale molto più elevato rispetto ai competitor europei, dobbiamo importare una buona parte, se non la maggior parte diciamo, della materia prima. È chiaro che in tutto questo l'economia circolare, se ben gestita, può aiutare fortemente il nostro paese, proprio perché significa in parte diventare indipendenti rispetto ad altri paesi, e abbiamo degli esempi di massima eccellenza. Faccio un esempio che conosco molto bene perché è parte del mio settore. Noi utilizziamo pannello, io produco mobili, utilizziamo pannelli che sono in larga parte pannelli riciclati, cioè quella che è il fine vita del prodotto poi viene attraverso una tecnologia molto sofisticata, che è tra l'altro patrimonio prettamente italiano, viene riutilizzato per produrre nuovo pannello. Questo è un esempio di virtuosità tutta italiana, dove ricordiamoci che a fianco dell'economia circolare c'è comunque una necessità anche impiantistica. Perciò quando noi diciamo zero consumo del suolo, è vero, dobbiamo avere attenzione per il consumo del suolo, ma rigenerare molto probabilmente quelle aree, quelle zone industriali dove di fatto è possibile fare dei nuovi impianti, perché l'economia circolare, come ha detto correttamente Cingolani, intanto non sarà una passeggiata. Cingolani ha voluto insieme con Draghi che il Ministero non si chiamasse più Ministero dell'Ambiente ma Ministero della Transizione Ecologica, e in quella parola transizione c'è il tempo, cioè il tutto deve essere fatto con il tempo giusto affinché nessuno rimanga indietro e perché il nostro Paese possa dotarsi di tutti quegli impianti che sono necessari per fare una transizione ecologica con successo. Grazie, io penso poi che con il Covid questo sia diventato ancora più importante in questo momento, e forse ci si spinge a parlare di sostenibilità con ancora più forza. Allora, io passo la parola a Stefano Zanette, presidente del consorzio di tutela della DOC Prosecco, è presidente dal 2000 della cantina sociale di Conegliano, imprenditore agricolo, ha iniziato a condurre l'azienda di famiglia nel 1980, dal 2012 è presidente del consorzio, tra l'altro rieletto quest'anno, e io voglio proprio leggere 2 righe, mi ero presa un comunicato stampa proprio della Regione Veneto in cui si facevano i complimenti a dottor Zanetti, appunto, che era stato riconfermato, e si diceva che appunto il consorzio è una squadra che già in questi anni ha avviato un importante lavoro con la Regione Veneto sul fronte della sostenibilità ambientale e economica di un prodotto, e l'assessore Canerra all'agricoltura diceva: sono particolarmente felice che tra i primi obiettivi dichiarati dal Presidente ci sia la volontà di raggiungere quanto prima il riconoscimento di denominazione sostenibile. Io voglio proprio partire da questo perché appunto abbiamo fatto una bella chiacchierata al telefono, abbiamo spaziato un po' tutto, perché la sostenibilità è veramente un po' la parola d'ordine, tra virgolette, del consorzio. Sì, intanto grazie per questa bellissima occasione e di essere in questo bellissimo posto che è effettivamente un grande patrimonio del nostro territorio, della nostra cultura. La parola sostenibilità è e deve essere una priorità lo sentiamo per tutte le aziende, ma lo deve essere, lo è per la produzione, per la denominazione Prosecco, per il mondo e tutta la filiera che ruota attorno a questo prodotto che è diventato così di grande interesse a livello mondiale. Questa priorità va soprattutto rivolta a una cosa: a dare delle risposte concrete. Non possiamo più raccontarcela, dire che si fanno le cose e dopo non vengono fatte. Dobbiamo fare una sostenibilità che sia effettivamente concreta e perché non sia a parole deve essere fatta con i fatti e bisogna arrivare a delle certificazioni. Questo è il punto saliente. Per avere delle certificazioni
bisogna avere degli standard, aderire degli standard. Noi stiamo facendo come consorzio del Prosecco DOC una diciamo, prova che è rivolta ad arrivare appunto a questo grande obiettivo della denominazione sostenibile, quindi di tutto il territorio del Prosecco DOC, che possa avere questa certificazione da enti terzi, cioè non siamo noi che ci diciamo ma che bravo che sono Stefano Zanette a fare eccetera eccetera, ma deve esserci un attestato che comprova questo. Quindi quello che noi vogliamo portare è i nostri produttori e il nostro territorio in modo concreto verso la sostenibilità, non solo ambientale, è già stata citata, ormai questi 3 pilastri sono condivisi da tutti, quindi la parte ambientale è quella che è rivolta al produttore, al viticoltore, poi c'è quella etico-sociale che è di grandissima importanza. Quando si parla di eticità nel mondo del lavoro si parla di diritti dei lavoratori, di rispetto delle norme basilari nei contratti di lavoro, una parola che a me non piace niente ma che viene usata tantissimo per esprimere questo concetto, è quello del caporalato. E poi la sostenibilità economica, perché un'azienda per essere sostenibile deve essere per prima cosa sostenibile al suo interno. E la cosa più difficile che io ritengo è, per quanto concerne la nostra attività, è la sostenibilità sociale. La sostenibilità sociale è un tema attualissimo. Chi abita in questo territorio sa che il vescovo Pizziolo, il nostro vescovo della diocesi, ha fatto una lettera che ha scatenato un sacco di polemiche. Me l'ero presa qui e Ecco. la tenevo in sordina perché ho detto Okay. non la tiro fuori. Allora L'ha fatto lei. ne parliamo dopo. Quello che volevo dire è che la difficoltà, e mi piace quello che ha detto la Presidente Piovesana, che è una transizione ecologica, è una transizione di tempo, ci vuole del tempo e bisogna che chi ci ha chiesto delle cose, i nostri interlocutori, capiscano che ci vuole del tempo per arrivare all'obiettivo finale, che non è quello di decidere domani mattina di cambiare l'auto, che invece di avere un'auto diesel vado e mi compro l'auto elettrica o ibrida. Avere una transizione ecologica in una attività ci vuole del tempo, ci vuole. Innanzitutto c'è un cambiamento culturale che c'è stato di consapevolezza da parte dei produttori, delle aziende, lo sentiamo. Quindi partire da questa consapevolezza che una volta magari era minore, da questa consapevolezza dare degli obiettivi e questi obiettivi devono essere raggiunti in un determinato tempo. Non si può pretendere che all'interno di un sistema come il vigneto ci possa essere, o nella filiera del vino, ci possa essere un cambiamento dalla sera alla mattina. Certo che ormai siamo vicino ad ottenere nel giro di pochi anni, io ritengo, questa certificazione di denominazione. E poi vorrei anche dire, perché è facile spesso parlare di chimica zero, di biologico. Ecco, questo progetto che noi stiamo portando avanti è un progetto che va oltre quello che è il concetto di biologico, perché non è tanto dire chi sei e cosa fai, ma quello che è il risultato finale. Quindi la certificazione che attesterà che noi siamo sostenibili è andare a verificare che il suolo, l'acqua, l'aria siano incontaminati. Questo è il risultato, non tanto. E per fare questo non è sufficiente dire andiamo verso il biologico.
io non sono contrario al biologico, noi come consorzio lo sosteniamo, però voglio che passi l'idea che il biologico non è una cosa che può risolvere i problemi dell'agricoltura e della viticoltura in particolare, perché basta guardare le direttive della CE che sono stringenti in questa direzione, quindi stanno diminuendo sempre più la possibilità di usare il principale prodotto attivo che viene usato, che è il rame. Quindi facciamo attenzione, non andiamo ad annegarci in questa parola, andiamo veramente verso quello che è la vera sostenibilità, la riduzione dell'uso di fitofarmaci, fare un'agricoltura senza diserbo. Il sottoscritto è stato che ha avuto un colpo di matto nel 2017 e il consorzio mi ha seguito in questa idea di andare a proporre la modifica del disciplinare del consorzio del Prosecco DOC perché venisse vietato, apriti cielo, il glifosate, il mancozeb e il folpet. L'assemblea aveva votato non all'unanimità ma a maggioranza aveva votato questo percorso, è stato fermato a livello ministeriale a Roma. Questo non è un'accusa, dico che a proposito di transizione ecologica e di tempi, anche il Ministero e anche chi giudica queste cose ha chiesto del tempo, perché la Francia, che è in comunità europea come noi, sta dando questi riconoscimenti. Quindi quello che voglio dire è: facciamo questo percorso, la parte ambientale è quella più facile, quella etico-economica va oltre, quella sociale deve esserci quello che chiedeva, poi me lo chiederà di nuovo, ma intanto lo dico, il dialogo e il riconoscimento. Per arrivare alla fine di questa priorità e di questo percorso, dico che ormai, essendo una cosa tangibile, reale, secondo me, il raggiungimento di questo obiettivo, dobbiamo porci un ulteriore obiettivo, che è quello di dire, nel giro di 2 o 3 anni, non ci deve spaventare se qualcuno è produttore, ma non domani, ma fra 2 o 3 anni, la sostenibilità che chiede il consorzio del Prosecco DOC diventerà lo spartiacque. Diventerà un prerequisito, chiamiamolo requisito, per poter andare a produrre ed a chiedere l'idoneità del prodotto. Quindi o si è sostenibili, perché alla fine, scusate, ma è come con i vaccini, o c'è la responsabilità di tutti, allora funziona il sistema, oppure se il 70-80% che è tutta la sostenibilità che facciamo noi è basata sul volontariato, ci stiamo autodeterminando, autoescludendo dall'uso di determinati fitofarmaci, di determinate cose che sono consentite dalla legge. Quindi è un'autodeterminazione, ma se questa autodeterminazione non raggiunge la totalità, dobbiamo per forza portare quelli che sono un po' più reticenti con le buone, dicendo: guarda, tu puoi fare a meno di fare la sostenibilità, però non puoi più chiedere la certificazione del Prosecco. Viviamo in un sistema democratico, io credo che questo sia un esempio. Grazie mille per questa sottolineatura, per averci riportato anche in questa realtà. A proposito di sostenibilità, e voglio passare la parola a Stefano Pistoni, Senior Manager per la divisione Wine and Spirit Beverage di UPM Raflatac, uno dei maggiori produttori di materiali autoadesivi per etichette, che fa parte del gruppo UPM, multinazionale finlandese, e uno dei più importanti cartari al mondo. UPM è l'unica azienda del settore cartario quotata negli indici di sostenibilità Dow Jones, e l'unica azienda del settore forestale invitata alla piattaforma di leadership per la sostenibilità Global Compact Lead delle Nazioni Unite. Stefano, ti passo la parola, anche perché poi ci sono delle cose in ballo con Amorim. So che non si può dire molto, si può anticipare qualcosa, si può spoilerare, come si dice, qualcosa magari verso la fine, però anche in questo caso si parla di carta ecologica, si parla di sostenibilità anche per le etichette, che quindi vanno a braccetto con la questione del vino. Non so se sei perentorio come il Presidente Zanette. Sì, nel senso che, vabbè, la suona un discorso ovviamente istituzionale
istituzionale Certo. ed è giusto che lo fosse in quella direzione. Io volevo, oltre che ringraziare Amorim per questa occasione, invece volevo portare un po' il discorso sul quanto aveva detto la dottoressa per quanto riguarda la transizione, per quanto riguarda il tempo. Mi presento un attimino più nel dettaglio per introdurre il tema. Anche noi, come Amorim, abbiamo una visione abbastanza simile, comune, perché noi la carta la produciamo dalle foreste, le foreste sono il nostro patrimonio. La nostra visione è quella di andare verso un futuro che vada oltre l'utilizzo dei materiali di origine fossile, grazie alle infinite possibilità che ci possono dare oggi le foreste. Questo vuol dire poter produrre biocarburanti, come già facciamo, bioplastiche, prodotti farmaceutici, quindi per noi la foresta è quello che ci permette di poter sperare di poter condividere un futuro più sostenibile per le generazioni future. Parlando di transizione, credo che sia, secondo me, dal mio punto di vista, molto importante l'attività di informazione, di coinvolgimento che devono fare le aziende leader di settore come Amorim. Oggi celebriamo il sughero, ma celebriamo anche un modo di comunicare, di coinvolgere l'industria, dove penso che il nostro amico qua, il nostro amministratore delegato, sia il numero uno nel divulgarlo, dove noi ci ritroviamo molto, perché è vero che da un lato ognuno di noi, ogni cantina, può implementare quelle buone pratiche, quei protocolli per poter migliorare la propria performance ambientale, ma sono le aziende leader di settore come Amorim che possono tracciare il percorso, coinvolgere, perché la cosa bella della sostenibilità, che ho imparato grazie anche ad alcuni noti personaggi che sono in platea, il bello della sostenibilità è che è condivisa, mentre il prodotto ha una caratteristica di unicità, e quindi c'è competitività tra un produttore e l'altro, più le pratiche sono condivise, maggiore è il successo. E questa è la bellezza, e dove secondo me in Italia dobbiamo magari allargarci un attimino di più e cercare di collaborare in maniera più ampia. Quindi questo secondo me è un messaggio interessante. Noi che siamo molto a valle nella filiera, perché noi produciamo la carta adesiva che vendiamo agli stampatori, i quali a loro volta la rivendono agli etichetifici, noi cerchiamo di fare un percorso simile di educazione, di coinvolgimento e di leadership in questo caso attraverso i nostri prodotti. A breve noi lanceremo una nuova gamma di prodotti che aiuteranno le cantine in questo caso a ridurre e a mitigare il cambiamento climatico, cioè dei prodotti, come diceva il dottore qui prima, che sono certificati in questo caso da Carbon Trust, dove certifichiamo quello che può essere il beneficio ambientale che la cantina potrà beneficiare semplicemente passando da un prodotto A al prodotto B. Questo argomento qui, che dà valore al prodotto, è un argomento che non è di facile comprensione, perché la sostenibilità è un argomento molto ampio e molto complesso, come abbiamo imparato ascoltando i nostri relatori. Quindi, secondo me, quello che va premiato oggi è proprio l'atteggiamento, la volontà da azienda leader di promuovere, di sostenere e di tracciare dei nuovi percorsi, e questo secondo me è un valore importante. Possiamo anticipare anche una collaborazione con Amorim, appunto? Allora, quello che si può dire, perché mi hanno detto che qualcosa non si può dire e qualcosa sì. esatto, diciamo che nell'ottica di collaborare tra aziende, diciamo, leader nel proprio settore, vorremmo riuscire a trovare delle altre soluzioni a basso impatto ambientale che possono aiutare a comunicare in questo modo e possono aiutare le cantine a differenziare il proprio prodotto. Quindi stiamo lavorando sfruttando gli elementi positivi di un'azienda e dell'altra per creare una sinergia che possa essere a beneficio dei nostri clienti comuni. E faccio una domanda, essere pionieri in questo senso ha anche un peso, è un onere, una responsabilità comunque, perché come diceva il Presidente, io ho iniziato a fare questa cosa quando in realtà potevo non farla, poi mi sono venuti dietro gli altri, però all'inizio è scontrarsi con il nulla. Allora, forse
nostra azienda è un pochino avvantaggiata perché in Finlandia questa sì. filosofia è molto radicata, i nostri manager, i nostri ingegneri hanno la sostenibilità nel DNA. Però è una sfida, è sfidante, è un elemento che crea valore, è un elemento di differenziazione. Vi faccio un ultimo esempio, poi lascio la parola al dottor Riva. Di recente siamo riusciti, attraverso il tallolo, che è la resina che troviamo sulla corteccia degli alberi, magari andando a fare una passeggiata nel bosco ci sarà capitato di sentire questa resina appiccicaticcia. Lavorandola siamo prima riusciti, purtroppo è arrivata a fagiolo, siamo riusciti Forse è il matrimonio di prima. A parte cultura non ci sarò più veloce. Siamo prima riusciti a trasformarla in bionafta, dalla bionafta siamo riusciti a creare un biodiesel che è in vendita alle stazioni di servizio in Finlandia. Dalla stessa bionafta siamo riusciti a creare il polimero del polipropilene. Quindi per la prima volta nel mondo siamo riusciti a trasformare il legno in plastica e quindi creando una plastica che non è di origine fossile, quindi con un impatto ambientale molto più basso e quindi completamente innovativo. Queste sono le sfide, queste sono quello che la gente ci chiede, quello che i consumatori poi vogliono dalle cantine, dai produttori di beni. Quindi questa è la sfida che stiamo accogliendo e ci piace. Innovazione e sostenibilità. A proposito di legno non posso non passare la parola a Maurizio Riva. Maurizio Riva entra giovanissimo nell'azienda di famiglia, fondata nel 1920, specializzata nella produzione di mobili in legno massello. È presidente dell'azienda Riva Industria Mobile SPA, insieme al fratello e alla sorella è proprietario del marco registrato Riva 1920, con il quale si commercializza in tutto il mondo la collezione di arredi. È anche membro del consiglio direttivo di Assoarredo e del gruppo mobili di Assoarredo ed è ideatore e promotore di progetti che collegano la realtà del legno e dell'imprenditoria a quella dell'arte, dell'architettura, del design e della sostenibilità. Lo vedremo tra l'altro tra pochissimo, perché so che c'è un manufatto molto particolare che avete realizzato insieme ad Amorim. So che lei, per esempio, non usa colla, non usa vernici, ma solo prodotti naturali e tecniche artistiche. E usa anche le briccole di Venezia, cioè usa quello che un po' è anche la tradizione per dare un'innovazione anche sostenibile ai suoi prodotti. Le chiedo subito, è semplice fare questo? Premia? Così vado subito sulla domanda difficile. Sono le campane, cerco Esatto. di parlare abbastanza forte. Tanto grazie Carlos, grazie Presidente e a voi tutti. Io sono di Cantù, è una piccola azienda la nostra che produce per tramandare, questo è importante. Tramandare. Abbiamo iniziato tantissimi anni fa, ormai sono 101 anni, io sono la terza generazione. Abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo nel produrre con tradizione, cioè cassette a coda di rondine, massello, non scendiamo a patti, bordiamo tutto con massello, chiaracciamo con collanti vinilici. E quindi non abbiamo formaldeide, le finiture da 30 anni per noi sono finiture ad olio, quindi non abbiamo vernici in azienda, non abbiamo espulsori e quindi 30 anni fa abbiamo proprio fatto questa svolta e da qui è iniziata una grande situazione, iniziando col ciliegio americano, sto mandando dei messaggi, in America tagliano una pianta e ne ripiantano 7, in Italia tagliano le piante e vengono giù le montagne, questo è il nostro pensiero. Quindi picchio duro, mi raccomando, io picchio sempre duro. Per far capire, il mio lavoro che faccio tutte le mattine è di raccogliere la carta davanti alle mie 3 piccole fabbriche, perché ci tengo molto. Dopodiché abbiamo iniziato col ciliegio, poi logicamente non c'è solo la moda, non c'è solo il vestirsi che cambia, siamo passati ad un ciliegio americano, che è questo di forestazione, quindi anche lì grande attenzione, tagliano una pianta, ne ripiantano 7. E abbiamo iniziato questo percorso anche con la quercia e da qui poi abbiamo iniziato invece il vero percorso, che è veramente quello più impegnativo, dove ci sono state anche delle lotte e abbiamo iniziato con il Cauri. Un giorno si presenta un direttore generale di Danone italiano e mi fa vedere dei tronchi di 47.000 anni, 48.000 anni. E io sono rimasto folgorato e subito in 10 secondi ho comprato 2 autotreni di tronchi e tavole. Queste provengono dalle torbiere in Nuova Zelanda a nord di Auckland, dove viene scavato, ci vogliono dei permessi speciali, ma sono i proprietari.
e dobbiamo pensare che il legno in assenza di ossigeno, umidità totale, si iberna. Quindi noi tagliamo il legno come se fosse un legno anche di 50.000 anni fa, come se fosse tagliata oggi come oggi la pianta. Mentre invece quando diventa l'ambiente un deserto per milioni di anni, abbiamo anche delle situazioni pietrificate del Madagascar di 160 milioni di anni, quello invece diventa pietrificato. Da lì abbiamo fatto un altro salto, dal cauri siamo passati ai cedri. I cedri arrivano tutti dalla nostra zona, dalla Lombardia, un po' dalla Svizzera, dalla Francia. Questi cedri, ieri ne sono arrivati 2 di un diametro per esempio di 170 centimetri, perché se queste 2 piante per puro caso veniva fatto veniva su un vento abbastanza forte che li tirava giù, se andava giù sulla casa tagliava in mezzo alla casa, e quindi non è giusto che si taglino, però noi li recuperiamo, questo è importantissimo. Quindi siamo gli unici che lavorano, facciamo un poltrone, facciamo la molletta, se qualcuno ha già visto la molletta è di nostra produzione. Abbiamo fatto col Cauri il tavolo Pangea per Expo, che è a casa nostra perché ne andiamo molto fieri. E quindi andando avanti siamo passati al cedro. Poi un bel giorno mi si presenta l'architetto Thun, mi fa vedere con un produttore di briccole le briccole di Venezia. Le briccole di Venezia, anche qui è stato veramente una folgorazione. E allora ho visto questo pezzo di legno pieno di buchi, che è la teredine marina che scava. Vi spiego, sicuramente voi siete vicini a Venezia più di noi, io sono di Cantù, la briccola è lunga 12 metri per la laguna e 18 metri per il porto. Allora nella zona della sabbia non c'è problema perché non entra la teredine marina. Esternamente invece va in marcimento il legno di rovere, va in marcimento dopo qualche anno. E poi invece c'è questa bellezza che abbiamo i lavoranti non pagati, senza sindacati, dappertutto in laguna, che si chiama teredine marina. Scavano, sono dei mitili piccolissimi, finché diventano anche delle bisce anche lunghe 20 centimetri e lasciano questo merletto. Cosa succede? Che le imbarcazioni, a furia di girare soprattutto in situazioni importanti come Canal Grande o che cosa, le onde battono contro il legno, mangiano il legno, dopodiché la parte sopra cade e quindi devono fare in fretta a cambiare. Quindi dove non ci sono le onde tipo Canal Grande durano magari anche 10 anni, dove invece ci sono le onde scavano e la parte superiore cade. Quindi noi portiamo a casa tra mille difficoltà questo legno bucato, che è un legno di Venezia. E ci sono delle traversie anche con un incontro abbastanza pesante, perché volevo far capire che si poteva fare anche un altro progetto che non mi hanno ascoltato, era quello di prendere della quercia di seconda, terza, quarta qualità, uscire nella laguna che è grandissima in mezzo ai canneti, mettere dentro questi tronchi, dopo 1 anno e mezzo si tira su e si può dare anche un tot a quello che è i curatori della laguna al quintale, e quindi sono soldi. E noi abbiamo il legno fatto a Venezia, lavorato a Venezia, qui non abbiamo sindacato, non c'è niente. E quindi è una cosa bellissima, no? Dopodiché, passata questa storia, stiamo andando avanti con circa 34 progettisti dei più importanti al mondo. Siamo arrivati invece ad una situazione molto importante, che sono le barrique di San Patrignano, dove sono stato a San Patrignano. Loro dicono dobbiamo buttare via le barrique perché dopo 3 anni sono esauste, quindi le buttiamo via. Ho detto ferma tutto. Ho fatto 1 anno a San Patrignano con 80 falegnami tutti i sabati mattina, con 36 tra designer e stilisti. Sono stati portati anche in America con Letizia Moratti soprattutto, che è lei la madrina di San Patrignano. Abbiamo fatto fare la fiera di Milano, la fiera di Cologna. Ma perché questo? Abbiamo fatto capire che c'è San Patrignano. San Patrignano è la più grossa aggregazione di recupero degli esseri umani, che ha una notevole situazione, si parla in 100, e portare anche in America, abbiamo portato in America l'Italia forte, insomma, ecco, anche in questa situazione. E da qui è un'altra situazione. Poi invece adesso è qualche anno che ne parlo con Carlos, che stiamo vedendo di
però abbiamo fatto già dei tavoli a persone un po' particolari, però immettendo la resina, e questo non è naturale perché non c'è altro modo, una resina epossidica, su quello non sono d'accordo, e mettendo dentro tutti i tappi, facendo dei tavoli con resine e tappi. Ecco, questo è un po' il discorso. Non so se posso parlare di Vaia. Sì. Ecco. Bene, poi Giusto. dopo è arrivato questa catastrofe. Allora, vediamo un po' di non fare i furbi e dire che è Vaia, perché adesso il Vaia è stato portato via in grande parte dai cinesi, in grande parte dagli austriaci, gli italiani anche loro. Ecco, io ho comprato 10 metri cubi di Vaia perché volevo fare qualcosa, dopo ho visto che era molto replicata la situazione, ci siamo fermati. E però con Carlos mi ha detto che facciamo 2 tavoli col Vaia, e quindi lì ci siamo impegnati così a fare dei tavoli disegnati da un architetto, e si vedrà nella mostra questi tavoli fatti col Vaia. Però quello che vorrei dire è questo qui: tanto è stato tagliato, ma tanto è rimasto sul posto, e tanto territorio. Siccome ci sono delle larve che poi entrano nel sottosuolo, cosa hanno fatto? Hanno rovinato il sottosuolo. Ora adesso è inutile continuare a parlarne, perché si parla tanto, soprattutto la politica, si continua. Io sono uno che, quando vedo che sono presidente di Verolegno, una piccola associazione di Verolegno nazionale, però vedo io che si parla, un gran parlare. Noi dobbiamo cambiare veramente che cosa? Dobbiamo mettere 3 marce in più, perché sennò altrimenti non lasciamo niente alle nuove generazioni. Cioè, io sono contento, sono una persona sana, quindi devo lasciare qualcosa alla prossima generazione, che è una 4ª generazione che è già entrata in riva, in poche parole. Questo è il discorso. Comunque volevo mandare questo messaggio: dobbiamo essere forti, non dobbiamo scendere a patti. Io ho visto, per esempio, entrando, c'è la piazza bella piena di erba. Io dico: dov'è il sindaco? Scusate, c'è l'assessore. Prima cosa è togliere l'erba. Cosa dice l'erba lì in piazza? Questo, mi scuso, ma io sono così. I miei dipendenti coprono tutte le sere con telo rosso i prodotti da un semilavorato, ma non perché ho bisogno di coprirlo, non è più ciliegio americano che cambia dopo un'ora, o tech di forestazione costaricana. Ci sono 2 aziende, Adecco e Franche, che hanno piantumato migliaia e migliaia di piante in Costa Rica di tech. Questo c'è da dire chapeau a queste 2 aziende, e stiamo usando questo tech di forestazione. Questo è molto importante. E quindi i miei dipendenti coprono tutte le sere i nostri prodotti che lavoriamo, che sono anche finiti perché vanno logicamente a cena, non a pranzo, li lasciano così, li coprono come se fossero dei bambini, perché noi stiamo lavorando per il prossimo. Questo è il ragionamento. Questo è importante, che un po' riassume quello che abbiamo detto, anche la Volevo sostenibilità dire questo. sociale per Sono tutti. anche duro, un po' duro, però fa niente. Dirompente sicuramente. Io volevo prima, anzi, do la parola a te Carlos, perché un po' puoi tirare le fila di tutto il discorso, perché poi abbiamo parlato anche di Vaia, abbiamo parlato di prodotti, abbiamo parlato di sostenibilità, poi so che avevo tenuto in serbo la domanda sulle foreste al Presidente, ma magari lo puoi fare tu, un po' per chiudere questa nostra tavola rotonda e ricordarci perché oggi siamo qui, al di là della mostra, perché Amorim è comunque, come ho detto, un esempio virtuoso che può sicuramente insegnare e può andare avanti, come tutti gli altri ospiti che sono qui oggi, che hanno nel loro piccolo, nella loro grande esperienza portato qualcosa. Grazie. Allora, noi questo percorso è un po' la dimostrazione di tutto quello che ognuno delle persone che qui ha raccontato, no? Noi probabilmente siamo andati un po' oltre, perché siamo anche andati al fine vita del nostro prodotto, e questo deve, a mio avviso, rappresentare un esempio per tante altre industrie che possono anche fare come noi, anche più di noi sicuramente. Qui dentro ci sono delle persone che veramente fanno la differenza per quanto riguarda la sostenibilità. Così una curiosità, qui ci sono 2 aziende, 2 cantine certificate B Corp, cioè è una cosa notevole. B Corp, per chi non conosce, è Benefit Corporation, cioè è quello che sarà il futuro delle aziende, cioè le aziende che si preoccupano col sociale. Qui abbiamo anche la più grande cantina italiana certificata B Corp, oltre ad avere anche una cantina
molto belle del nostro territorio, anche certificate B Corp. Perciò gradualmente questo concetto sta entrando nelle aziende. Io credo che se prima si parlava un po' così tanto per, oggi la gente non ha più voglia di parlare tanto per, ha voglia di fare, e questo credo che emerge ogni giorno. Anche noi abbiamo voglia di fare. Il progetto di raccolta dei tappi è iniziato tanti anni fa, è iniziato su iniziativa di Amorim a livello globale, e noi abbiamo seguito questo trend. Abbiamo iniziato questo progetto nel 2011 e abbiamo detto cominciamo a raccogliere i tappi. Cioè, come voi potete immaginare, raccogliere i tappi non è un gioco da ragazzi, perché raccogliere i tappi vuol dire noi possiamo andare a raccogliere noi. Prima di tutto perché un tappo è un rifiuto. Ed essendo un rifiuto io devo raccoglierlo in una maniera più organizzata. Dopo bisogna macinarlo. Allora noi abbiamo coinvolto 45 onlus a livello nazionale, più di 1000 volontari per raccogliere, che vanno nei bar, che dopo se li portano a casa, separano gabbiette, tappi, capsule, bicchiere del caffè, perché non tutta la gente è civile, e mette in questi box tutte. Pensa che siamo andati anche a selezionare i tappi con i carcerari del carcere di Bollate. Abbiamo dato a loro i tappi da selezionare. Il carcere di Bollate è un carcere modello in Europa e loro per tanti anni hanno selezionato i tappi per noi. E questo ci ha portato chiaramente ad avere un movimento molto grande. Quello che contraddistingue il progetto che ha fatto Amorim a livello globale dal nostro è che noi siamo andati oltre, perché abbiamo tradotto questo in un qualcosa. Ma perché abbiamo fatto questo? Abbiamo fatto questo perché bisogna dare... E bisogna dare anche quello che è l'aspetto economico, perché il progetto ha il pilastro ambientale, ha il pilastro sociale, perché noi lavoriamo con 45 onlus, abbiamo donato in tutti questi anni più di 600.000 euro per i tappi che loro hanno raccolto per noi, e adesso anche il pilastro economico, perché bisogna far tornare i conti. E tu mi dici, ma qual è il tuo sogno? Il mio sogno è che il tappo di sughero torni in cantina, non più come tappo di sughero usato, perché non si potrebbe usare, ma come oggetto di design per l'arredo della cantina. Quindi anche di bellezza. Esatto, e così abbiamo completato il cerchio. Per quanto riguarda la tua domanda e per il discorso delle foreste, Amorim è pioniere in un altro progetto, il progetto della coltivazione intensiva del sughero. Perché sapete che le foreste di sughero sono foreste spontanee. Il Portogallo è il più grande produttore di sughero a livello mondiale. Non è un caso che Amorim è il leader mondiale, perché il Portogallo produce il 50% della produzione mondiale, la Spagna il 30%, l'Italia il 3,2%, perciò ha una piccola produzione. Ma la produzione di sughero è spontanea. Cade la ghianda, passa l'animaletto, la calpesta, sotterra questa ghianda, nasce una pianta. Tant'è che oggi la densità per ettaro della foresta di sughero sono più o meno 50 piante per ettaro, perciò è una foresta bellissima, vi invito a venire a visitarla perché è veramente unica. Pensate che nella foresta di sughero crescano i maiali neri con cui si fa il pata negra, che il pata negra più pregiato è quello che mangia la ghianda di sughero. Allora Amorim è pioniere perché? È pioniere perché ha deciso di rendere il sughero una pianta non solo coltivata intensiva, ma che va anche in certi casi a sostituire l'eucalipto, che è la seconda foresta più importante in Portogallo, e voi avete sentito in questi ultimi anni quanto il Portogallo è bruciato proprio per il discorso dell'eucalipto, che è un albero autocombustente e purtroppo brucia molto velocemente. Allora il sughero, essendo ignifico, diventa una pianta molto importante. Perciò Amorim in questo momento ha quasi 7.000 ettari di foresta. L'obiettivo è arrivare a 40.000 ettari e rendere il sughero più rentabile dell'eucalipto. Quindi anche qui chiudiamo un cerchio. Esattamente. Grazie Carlos, grazie ai nostri relatori davvero che ci hanno dato qualcosa in più, ci hanno raccontato la loro esperienza, quello che state facendo come pionieri, che state portando avanti per rendere la parola sostenibilità non solo una parola ma una concretezza, e gli altri sicuramente vi stanno seguendo e vi seguiranno, anche perché mi sembra di capire che sia una condizione sine qua non ormai la parola sostenibilità. Prego. Volevo solo aggiungere una cosa e ringraziare veramente di cuore Amorim, perché prima è stato detto che è importante essere degli esempi e loro lo sono. E poi per la grande azione che stanno facendo anche presso le nostre scuole superiori
nel senso che Carlos è un testimonial che effettivamente sta promuovendo la sostenibilità, perché come abbiamo detto prima, sostenibilità è cultura. Significa anche educare i consumatori che siano disposti a pagare un prezzo anche maggiore perché riconoscono in quel prodotto un valore superiore. Forse questa è la cosa più difficile. E quando parliamo di cultura, questa anche è cultura, perché dobbiamo avere dei consumatori molto evoluti per poter riconoscere questo. E allora azioni, momenti, incontri di questo tipo effettivamente sono utilissimi e tutti coloro che hanno partecipato all'incontro di oggi, ecco, sarebbe bello che fossero portatori a loro volta di questa cultura, perché va diffusa. Anche perché mi piace un attimo collegarmi a ciò che diceva prima il Presidente Zanette. Noi viviamo in un mondo globalizzato, non tutti hanno questa cultura che abbiamo noi, non tutti hanno questa sensibilità che poi nasce anche da una direzione ben chiara che l'Europa ci ha dato con Next Generation EU e declinata in Italia col PNRR. Ecco, perciò anche in questo senso dobbiamo effettivamente lavorare molto per portare i consumatori, immagino del vino per esempio, a capire quanto buono, quanto bello, quanto ben fatto sia il prodotto italiano in senso poi generale. Assolutamente importante sottolineare questo, perché giustamente voi siete da una parte, dall'altra parte c'è chi compra e che ovviamente deve essere educato, deve avere quella sensibilità che avete voi e che probabilmente tutte le persone in sala oggi hanno, che dobbiamo così fare un passaparola collettivo anche in questo senso. Allora, davvero grazie. Carlo, so che dobbiamo ringraziare però delle persone che facciamo magari venire qui, giusto? Esattamente. Allora, io metto gli occhiali perché se no non riesco a leggere. Purtroppo. Hai bisogno di... Allora, ecco. Io volevo, ovviamente io sono un piccolo protagonista di questo progetto perché i veri protagonisti sono le persone che vi presento adesso. Questo progetto, voi pensate che così, cioè, ce l'abbiamo studiato nei libri, così, niente, è tutto, io credo di essere un uomo molto fortunato. Prima di tutto per aver trovato mia moglie sicuramente, ma non solo, e questo è una cosa che mi dà quella forza e quella determinazione che ogni giorno abbiamo bisogno per andare avanti. Allora, vorrei farvi presentare, e così dopo chiudere questa bellissima giornata, i protagonisti di questo progetto. Questo progetto inizia per caso, perché stavo facendo noi già raccoglievamo i tappi, stavo facendo una presentazione a casa mia una domenica mattina e cerco sgabelli di sughero e trovo un sgabello un po' granuloso che non avevo mai visto. Ho scritto a questa persona, mi rispondono dalla Svizzera, una signora che dice non sono io che li faccio, è un'azienda di Vicenza, perciò chiamo qui Manuel Cason. Manuel è un architetto, è la persona che ha ideato il modo di produrre questi oggetti a stampo dove non si disperde nulla. Sempre per coincidenze, ci chiama in azienda Luca Sardella. Voglio fare un'intervista perché ho sentito parlare della vostra azienda, fa un servizio su Striscia la Notizia, io non ci credevo neanche. Giorno dopo ci scrive Iari Franceschetto, un architetto sardo che il suo sogno era realizzare oggetti in sughero di design. Prego Iari. Iari è una forza della natura, veramente una persona unica. Ok, bene. Dopo bisognava dare corpo a questo, perché per mettere in piedi tutto questo circo ho bisogno di persone. E ci sono state 2 persone che mi hanno assistito in questo percorso, 3 persone che mi hanno assistito in questo percorso, che hanno fatto in modo che da un sogno diventasse realtà. La prima, Elena Baloff, la nostra responsabile creativa. Elena è la persona che coordina tutta l'immagine dell'azienda, è anche lei una artista, una forza della natura e sono molto fiero di averla in squadra con me. Dopodiché bisognava gestire tutti questi ordini, tutte queste richieste, perciò abbiamo iniziato questo progetto con Laura. Vieni Laura. Laura Franco, nostro back office, che ci ha aiutato a sviluppare in una prima fase questo progetto.
Dopo, come la cosa si ingrandiva, abbiamo dovuto dare anche ancora maggiore consistenza a questo, per cui chiamo Marta, che è la mia assistente, che ci ha portato veramente a un livello di altissimo rigore e disciplina in questo progetto. Niente di questo sarebbe possibile, tutto questo che stiamo facendo qui, se non fosse la Fondazione Quoa. È stata la Fondazione Quoa che ci ha sfidato a sviluppare questo progetto e abbiamo vinto un bando della Regione Veneto, perciò un grande grazie alla Fondazione. Chiamo qui il direttore generale della Fondazione Quoa, il dottor Giuseppe Caldiera, ed Erika Bertolaso, che è la persona con cui abbiamo gestito ogni giorno questo progetto qua. Dopo, per fare belle cose bisogna avere anche dei partner importanti, dei partner che hanno detto sì al nostro primo invito. Per cui chiaramente Stefano Zanette, Consorzio Proseca ha aderito subito al progetto della mostra, Floriano Zambon, dov'è Floriano? Viene qua Floriano, presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino, e l'amico Federico Capraro, il presidente di Confindustria Provincia di Treviso. Che però non c'è. Vieni tu, grazie. Ecco, per chiudere, chiaramente per riuscire a far andare avanti questo progetto bisogna anche essere capaci di comunicarlo. Io chiamo qui la persona che lavora con me dal 2009, il nostro ufficio stampa, Lorella Casagrande e Anna Zuccaro. Vieni qua Lorella. Ecco, se tutto questo è stato possibile è grazie a queste persone. Grazie a tutti voi. Bene. Carlos, Allora, cosa facciamo adesso? Adesso cosa facciamo? Come noi non possiamo andare tutti quanti alla mostra, vi hanno dato un numero. C'è gruppo 1, gruppo 2 e gruppo 3, perché ci possono entrare solo a gruppi di 25 persone massimo. Le persone che hanno il gruppo 1 si possono dirigere a Palazzo Sarcinelli e iniziare la visita, mentre le persone che hanno il gruppo 2 e il gruppo 3 c'è un piccolo aperitivo al bar Municipio, attendiamo qualche minuto e il gruppo 2 farà la visita. Assolutamente grazie a Carlos, grazie al gruppo Amorim, a tutti i relatori, a tutte le persone che hanno realizzato tutto questo. Un in bocca al lupo, ovviamente, perché questa è solo una delle tante sfide, immagino, che porterete avanti. Buona visita alla mostra, buon aperitivo, poi ci si scambia con i gruppi, quindi si fa un change nel vero senso della parola. Grazie davvero anche al presidente di Amorim che è stato qui con noi e grazie a tutti e buon lavoro.